Salve a tutti e ben ritrovati a Di Arte. Questa settimana parleremo di fotografia con un artista che, sebbene giovanissimo, ha già moltissime esperienze, già conosciuto nel territorio, nel nostro territorio, ma anche comunque all'estero, e vado subito a presentarvelo. Andrea Ferrari. Ciao Andrea. Ciao. Allora Andrea, tu sei principalmente un fotografo, poi in realtà nel corso della settimana, tu ci terrai compagnia per tutta questa settimana, scopriremo che ti sei occupato di tante cose, sei un appassionato di musica, ma poi insomma, Esatto. come ho detto, scopriremo moltissimo di te. Concentriamoci però sulla tua attività principale, Sì. Su quello che pratichi da ormai un po' di tempo, ovvero la fotografia. Sì. In cosa consiste, Andrea, il mestiere del fotografo? Oddio, il mestiere del fotografo fondamentalmente è quello di A parte servire... l'aspetto che tutti noi conosciamo, ovvero fare delle fotografie. Sì, Però sì. dico, più un aspetto, diciamo, spirituale che pratico, cioè cosa vuol dire fare il fotografo soprattutto oggi? Sì, fare foto dipende sempre come lo fai, cioè dipende se lo fai per mestiere o per passione, fondamentalmente, che questa secondo me è la differenza. Una differenza. Sì, anche perché secondo me chi riesce a fare il fotografo per passione e viverci sono pochissime persone, secondo me. Perché purtroppo, diciamo, dovendo lavorare devi essere più, diciamo, al servizio degli altri piuttosto che poter magari fare qualcosa di tuo pugno, magari fare in modo che sia 100% tua. Quindi ok, ovviamente dai sempre il tuo tocco quando una persona ti richiede una fotografia di un tipo o di un altro, che sia, non so, il matrimonio, che sia l'industriale, quindi ovviamente dai sempre un po', diciamo, il tuo tocco, ovviamente però non puoi renderlo completamente tuo, se no alla fine vai a snaturare quella che diciamo è il senso della fotografia. Quindi sì, credo sia più forse dare un servizio agli altri, mettendo a disposizione poi la tua creatività e la tua forma, sì, d'arte fondamentalmente. Ovviamente una forma d'arte, perché quello è la fotografia. Tu pratichi questo mestiere ormai da quanti anni? Io faccio foto da 14 anni ormai, quindi ho iniziato nel 2001, poi più che un mestiere è una passione per me. Ecco, ok. Faccio fatica a viverci, però... Questo ti diciamo volevo che... chiedere, hai sempre praticato questo come mestiere, cioè riesci a farlo, No, riesci a viverci con la fotografia? No, viverci no, assolutamente, anche perché io sono un po', come dire, un po' purista, cioè piuttosto che mettermi al servizio e snaturando troppo quello che è il mio modo di vedere la fotografia, preferisco fare dell'altro, cioè quando so che riesco a non snaturare troppo la mia, diciamo, la mia vena insomma, artistica per un servizio che do agli altri, lo faccio, altrimenti evito, perché mi sembra quasi più di non riuscire a dare un prodotto insomma soddisfacente. Quindi lo fai come passione? Sì, come passione. E invece poi... di cosa ti occupi oltre alla fotografia? Beh, diciamo che sì, fondamentalmente di libri di editoria, quindi ho una casa editrice che è in piedi da ormai 5 anni, nella quale, cioè, insomma, con la quale produco sia ovviamente i miei progetti fotografici, ma anche poi altre cose, quindi libri per i bambini, cartoni animati. E ne parleremo. Poi ho fatto anche, diciamo, attività per aziende, quindi ho fatto tipo un libro sull'aceto balsamico, per esempio, che mi ha fatto anche vincere un premio a Parigi, quindi forse tanto male non era, fondamentalmente, no? Quindi sì, fondamentalmente questo. Poi la fotografia cerco di viverla di più dal punto di vista artistico piuttosto che
da un punto di vista commerciale. E questa secondo te la tutela da possibili adeguamenti, adattamenti, abbassamenti ai lavori commissionati, cioè il fatto che tu riesci a pratichi la fotografia soltanto come un hobby, soltanto come passione, gli dà quel valore unicamente artistico e culturale che si merita? Sì, mi permette di poter essere al 100% me stesso e quindi mi dà l'opportunità di poter dire questa è una foto che ho fatto io, che l'ho voluta così, perché poi la vai a ricercare. Cioè io quando faccio foto fondamentalmente, visto che ormai sono 14 anni che faccio fotografie, non è più magari come agli inizi che andavi in giro con il mio blocchetto, la mia biro, che mi segnavo il tipologia in base al tipo di scatto che facevo, se magari avevo un tema piuttosto che un altro, in base anche alla sensibilità dei rullini che utilizzavo per capire come funzionavano. Adesso che comunque so come reagisce il rullino alla luce, eccetera, eccetera, perché ho imparato un po' come lavora, diciamo che adesso prima ragiono e mi creo la foto in testa, poi la vado a realizzare. Quindi non è faccio tante foto e ne scelgo una a caso, ma in base a dei progetti che ho e a delle idee che ho, studio la fotografia al mio interno, proprio all'interno della mia testa, e poi dopo la vado a sviluppare in un secondo momento. Perché in realtà una particolarità che mi ha molto stupito di Andrea è che in realtà, nonostante sia comunque giovane e quindi abbia assistito, sia stato poi alla fine protagonista dello sviluppo tecnologico che ha investito anche la fotografia ovviamente, così come tutti i settori soprattutto artistici, Andrea è rimasto un po' fuori, si è un po' defilato da tutti quei meccanismi di produzione in questo caso fotografica, a cui ha portato l'avvento del digitale. Andrea mi diceva, io cammino ancora, adesso un po' meno perché sono molto più pratico rispetto a 14 anni fa, però io cammino ancora col mio bel blocchetto, come si faceva ai tempi, mi segno, mi organizzo il lavoro preventivamente, ma la fotografia è ancora per me qualcosa che deve risultare, deve venir bene in quell'attimo in cui la scatto, non c'è la possibilità di rimediare in post-produzione o la possibilità di scegliere la foto migliore in post-produzione. Come vedi, Andrea, l'avvento del digitale in fotografia? Allora, il digitale lo vedo utile per chi lo può utilizzare dal punto di vista commerciale, cioè per lavoro. Quindi lo vedo utilissimo per quello che magari può essere la fotografia sportiva, lo vedo utilissimo per quello che è la fotografia magari commerciale, oppure non so, per la fotografia tipo di moda o per la fotografia magari, non so, tipo giornalistica, che lì non c'è tanto un'arte da, diciamo, da andare a ricercare, una linea artistica, ma comunque è ovvio che cioè, non mi metterei mai a fare se dovessi andare tipo a fare delle fotografie in una giornata di atletica, ovviamente con la mia mamma che pesa 2,5 kg e che è completamente manuale, mi verrebbe difficile fare la foto, non so, uno che fa il salto lungo. Ovviamente diventerebbe molto complesso e sprecherei tempo e soldi per niente. È ovvio che in questi casi è sicuramente molto più utile e molto più utile fondamentalmente avere... Funzionale. Sì, è funzionale avere il digitale. E io per le foto che faccio io non lo vedo utile, cioè ho avuto un periodo in cui ho sperimentato, diciamo, il digitale per capire anche come lavorava, come reagiva il sensore. Poi ovvio ci sono sempre, diciamo, delle evoluzioni, quindi i sensori diventano sempre più, diciamo, fedeli alla realtà, anche se secondo me comunque non rendono mai la realtà così com'è, cioè i colori non sono mai
quelli, sono sempre comunque una media matematica, perché è così, cioè è una questione proprio tecnica, no? Certo. E secondo me quello che manca molto nella fotografia digitale, quindi che a me proprio non va bene, è la profondità di campo, cioè dare una terza dimensione a quella che è l'immagine, come si può vedere in questa fotografia che io feci nel 2006. Questa è una fotografia di un fiore che era nel giardino di casa mia, quindi, e quindi in questa foto questo è uno dei tuoi primi... è uno dei miei primi scatti dei tuoi primi lavori. con la Mamiya, quindi col medio formato, perché comunque io ho iniziato comunque... In cosa consiste il medio formato? Il medio formato è fondamentalmente una macchina fotografica che forse è più, diciamo, facile da capire che cos'è se facciamo riferimento ai matrimoni che si facevano anche solo fino a 5, 6 o 10 anni fa. Si vedevano i fotografi che avevano quelle macchine tipo quadrate, con la manovella, eccetera, eccetera. Che uno può dire, ah, ma sono macchine vecchissime, nonostante, cioè, sono vecchie sì, ma ne vengono ancora prodotte oggi, insomma, non è che siano così, diciamo, preistoriche, ma le vengono prodotte anche tutt'oggi. Ovvio, diciamo, con i dorsi digitali, quindi che hanno possibilità di avere dorsi, quindi per dare la possibilità di lavorare anche in digitale, ma ovviamente si può ancora lavorare con i rullini. Diciamo, non sono poi così alla portata di tutti oggi, tecnicamente, nel senso che è più facile maneggiare una macchina digitale, una digitale, comunque, sì, soprattutto una digitale che ti aiuta, della forma che hanno oggi, piuttosto che maneggiare quegli apparecchi lì. Sì, anche perché comunque la mia è completamente manuale, quindi non c'è l'esposimetro, non c'è l'autofocus. Tra l'altro nella Mamiya, la Mamiya, a differenza per esempio dell'Hasselblad o della Yashica, che sono le altre marche, sono fondamentalmente quelle più importanti, insomma, nel momento in cui metti a fuoco hai il soffietto, quindi non è come normalmente nelle normali macchine, anche le reflex, insomma, quelle digitali, dove metti a fuoco modificando la distanza delle lenti all'interno dell'obiettivo, ma la lente è una focale fissa e modifichi la messa a fuoco allungando o stringendo lo spazio tra diciamo quello che è l'obiettivo e la pellicola. Però un'altra cosa diversa che differenzia il sistema proprio analogico in questo caso è che mentre metti a fuoco perdi luminosità. Quindi quando fai una foto non devi solo pensare al tipo di luce che c'è, alla luce che c'è e alla pellicola che stai usando, ma devi anche pensare a quanto metti a fuoco, perché in base alla messa a fuoco perdi 1 o 2 stop, cioè quindi diventa anche lì il calcolo, non è che puoi fare tante foto per dire ne prendo una, ma devi ragionare su ogni singola foto. E quindi tu mi dicevi che comunque prima fai delle prove, no? No, io prima, diciamo, ormai le prove non le faccio più, cioè quando ho iniziato, quindi già nel 2001, che andavo in giro con una Pentax P30T, quindi una macchinetta veramente piccolina che comprai a, direi, 180.000 lire, quindi già, insomma, no, si parla già di lire, quindi sembra quasi di essere un dinosauro, no? Però in quel momento sì, perché andavo avanti, dovevo capire bene. Poi nei primi momenti in cui ho cambiato dalla 35 mm al medio formato, dovevo capire perché è diverso il formato, è diverso comunque anche il tipologia di macchina, e quindi in quei momenti, nei primi momenti che utilizzavo questa macchina, sì, dovevo capire un po' come funziona, però dopo diciamo che vado ormai abbastanza, diciamo, senza pormi troppi problemi, perché so già come reagire, quindi ormai è parte di me, quindi so già come lavora. E quindi, riassumendo, tu continui ad usare la pellicola? Esatto, esatto. Assolutamente, quindi a rifiutare, se così si può dire. Sì, per la maggior parte delle cose sì.
Però ti sei a volte imbattuto anche in progetti con il digitale o proprio mai? No, progetto digitale mai, se non che quando lavoravo da un fotografo a Modena ho fatto delle fotoriproduzioni, lì usavamo il digitale, ma per una questione di comodità e perché era una questione proprio di lavoro. Perché è inevitabile che comunque abbia agevolato moltissimo, no, il processo fotografico, il digitale, cioè sia molto più praticabile, alla portata di tutti. Sì, quello sicuramente sì, però che non diventi un alibi o comunque un pretesto per dire che la fotografia la possono fare tutti, perché la differenza tra un'arte praticata, una fotografia praticata come arte e invece una fotografia che tutti noi sappiamo scattare, qual è? Secondo me è quello che c'è dietro la foto, non è tanto la foto in sé, non è tanto l'immagine in sé, ma quello che ci sta dietro. Sì, secondo me è questo il senso. Benissimo, sei stato molto esaustivo, ti ringrazio per essere stato qui con noi, vi rimando all'appuntamento di domani, mi raccomando, sempre con Andrea Ferrari, sempre qui a Di Arte. Ciao a tutti!